Se era vero che c'era stato un avviso il sabato che c'era l'acqua che scorreva sotto il ghiacciaio, perché nessuno ha fermato le persone? Perché le lasciate andare? Era una bella giornata di sole, sì, per carità, ma se sotto scorre l'acqua? Quindi secondo lei c'è una responsabilità? Sì, c'è una responsabilità secondo me. Preparata come mio fratello e come gli altri non avrebbero messo a repentaglio la propria vita e quella di altre persone. Non ha notizie di ancora, i dispersi sono scesi da 13 a 5. Noi abbiamo saputo tramite le televisioni della morte di mio fratello, quando nessuna istituzione, né i carabinieri né la Croce Bianca ci avevano minimamente contattato, quindi ringrazio i giornalisti che hanno inventato e hanno fatto il funerale di mio fratello ore prima di avere la conferma che mio fratello era tra i dispersi. Quindi invito anche i giornalisti a verificare le informazioni e a non pubblicare storie inventate.